Bentrovati l'anteprima di Rosa e Nero. Il Palermo perde con il Carpi, l'unica squadra che è riuscita a battere il Palermo per 2 volte in questo campionato. Non ci riuscirà più nessuno. Si va a Terni la settimana prossima, si chiuderà in casa contro il Crotone venerdì 30. Un Palermo che insegue ancora il record di punti assolutamente nelle sue possibilità. Zamparini continua a parlare di proclami roboanti, c'è anche una proposta di allungamento del contratto per Iachini e poi scopriremo perché esiste un altro cappellino magico in Europa oltre a quello del tecnico del Palermo. In bocca al lupo, o meglio, anzi complimenti a Cristian Lagrotteria che ha vinto con il Bassano Virtus la Supercoppa di Lega Pro Seconda Divisione. Noi lo ricorderemo anche facendo vedere un Palermo Ternana di tanti anni fa. Insomma, i temi ce ne sono tanti. Intanto però la lavagna tattica con Ignazio Arcoleo. Ben trovato Ignazio. Buonasera, buonasera. Buonasera Ignazio, oggi c'è la lavagna, tutto sommato però ci siamo detti forse non ci serve più di tanto. Assolutamente. Quindi le pedine bene o male rimarranno ferme, però è giusto chiedersi che cosa sta succedendo a Palermo, nel senso le ultime 2 partite in casa sono state un po' particolari. Poi c'è stata la vittoria a Cittadella, invece con il Carpi una sconfitta, con il Lanciano c'era stato un pareggio, ma si era parlato di clima di festa e dunque? No, queste ultime partite, specialmente quelle in casa, hanno evidenziato un fatto secondo me molto importante, cioè quello che quando una squadra non è al massimo della sua condizione psicofisica va incontro a delle prestazioni non proprio esaltanti, così come è successo al Palermo in queste ultime 2 partite casalinghe. Ricordiamoci che aveva pareggiato in casa con Lanciano dopo aver fatto un grande primo tempo, la squadra è rientrata negli spogliatoi ormai paga di quello di quanto di bello aveva fatto durante la partita e quindi anche durante il corso del campionato. È bastato che entrasse in campo con un pochettino di deconcentrazione, con un po' di sufficienza, che Lanciano è pervenuto al pareggio. Poi c'è stata questa grande reazione sul campo del Carpi e ancora in casa che succede? Succede che il Palermo va a fare questa partita contro una squadra insomma, che doveva fare almeno qualche punto per mettersi definitivamente a riparo da una situazione diciamo, che poteva coinvolgerla, anche se lontanamente, insomma, in una ipotetica lotta per i play-out. La squadra è entrata in campo con sufficienza, così come aveva fatto nel secondo tempo con il Lanciano, e tu hai visto che quando non sei preparato atleticamente bene e quando non hai la testa giusta sul pallone, succedono gli infortuni. E allora è successo che il nostro difensore centrale si è fatto male in uno scontro di gioco. Vitello si è fatto male in uno scontro di gioco, arrivando tardi sulla palla rispetto al giocatore avversario. Succede che si fa male Barreto in una partita in cui il Palermo non ha più niente da chiedere al campionato, e ti fai male perché? Perché non hai quella cattiveria agonistica che ci hai messo durante tutto il corso dell'anno e rischi un infortunio che ti può diciamo, lasciare a riposo speriamo per qualche settimana, ma che ti potrebbe anche compromettere l'inizio della preparazione, che è la fase più importante per un calciatore, è la preparazione al nuovo campionato, e quindi succedono questo tipo di infortuni dovuti a che cosa? Alla rilassatezza psicologica, che unita poi al resto della squadra dà come frutto finale una sconfitta che secondo me il Palermo non meritava, ma comunque che è una sconfitta indolore, insomma, che ci può stare in una giornata di fine campionato e che secondo me non si deve ripetere alla fine. Perché il Palermo deve regalare ai tifosi l'ultima giornata di festa, che è quella dell'addio della stagione. Beh, cosa si fa? Si schiera chi ha giocato meno, magari più motivazioni in Ma questo io caso. penso che è un chiaro segnale questo degli infortuni, del fatto che i giocatori ormai sono esausti, insomma, psicologicamente hanno la testa un pochettino a godersi questa sacrosanta promozione e sono rivolti un po' più con la testa alle vacanze piuttosto che alla preparazione corretta del campionato. Quindi
Dare spazio, secondo me, alle seconde linee in questo finale, in queste ultime 2 partite, sarebbe una cosa buona e giusta, anche perché Iachini così ha la possibilità di vedere qualche cosa di buono che emerge, insomma, nelle seconde linee, e soprattutto nel settore giovanile. Andiamo in sigla, Ignazio? Andiamo in sigla. Andiamo in sigla. Siamo partiti, buonasera, bentrovati a Rosa e Nero, diretta sul 14, replica intorno alle 23 sul canale 13, c'è anche lo streaming su trmweb.it, bentrovata Flavia Graziano, ciao Flavia. Ciao Luca, buonasera a tutti. Come sempre ricordiamo che per commentare i temi della serata potete utilizzare l'hashtag Rosa e Nero su Twitter e su Facebook. Sempre in grafica in primo piano trovate il numero al quale inviare sms e WhatsApp. Potete anche inviare un'email all'indirizzo rosaennero@publimed.it e nella seconda parte della trasmissione potrete intervenire in diretta chiamando lo 091 20 40 64. Il tema social di questa puntata è Zamparini continua con i suoi proclami roboanti. Giusto parlare di Europa League oppure meglio concentrarsi su una salvezza tranquilla? Grazie Flavia, noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo in studio fra pochissimo. Attenzione, pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Affari in oro. Valutazioni abbondanti, quasi eccessive. Salutiamo subito il responsabile delle produzioni sportive su TRM, Salvatore Geraci. Ciao Salvatore. Ciao Luca, buonasera a tutti. Inviato prima firma di Repubblica Massimo Norito. Ciao Massimo. Ciao. Alla vigilia dell'ultima trasferta della stagione, quindi l'ultima signora in trasferta della stagione. Sembra che io vado. No, ho capito, però... Chi sente così sembra che io vado. Vabbè, ci seguono, dai, ci seguono dall'inizio, dalla signora di Lanciano. Dalla signora di Lanciano. Sì. Paolo Vannini, ciao Paolo, ciao, corrispondente per il Corriere dello Sport, ti dedico subito 30 secondi in più perché insomma, c'è un messaggio da dare. Sì, è una cosa che non facciamo quasi mai, non faccio quasi mai, stavolta invece voglio fare una dedica speciale perché questa trasmissione è dedicata a un amico, un ragazzo di sport che si è andato in questi giorni, era non soltanto un grande uomo di sport ma un grandissimo appassionato del Palermo. Era un maestro di tennis, si chiamava Sandro Vilardo, per molti di noi era un amico, un conoscente e soprattutto voleva così bene al Palermo che mi sembra giusto dedicargli questa puntata. Bene, ci accodiamo a Paolo Vannini. Ignazio Ercoleo l'abbiamo già visto alla lavagna, oggi una lavagna senza pedine che si muovevano, però ormai siamo davvero alla fine della stagione e dunque poca roba, però si gioca in Serie B, si è giocato già alle 19 con il Bari e si gioca adesso e ci sono delle novità. Francesco Caruana, ben trovato. Buonasera a te Luca, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori. Si è giocato alle 19 Bari Cittadella 1-0 per il Bari, il gol di Lugo, il Bari che continua il sogno playoff. Parleremo di Bari anche più avanti nel corso della trasmissione. E poi si sta giocando Latina Siena, siamo all'intervallo, vince il Siena il gol di Giacomazzi al 29esimo.
Saluto anche Davide D'Avenia in regia per il coordinamento, insieme a tutti i tecnici, in testa Inos Fameli. Se mi fate vedere, visto che tanto stiamo parlando di classifica di Serie B e di giornate, mentre chiede già la parola Salvatore Geraci, la classifica di questa Serie B a noi interessa poco perché tanto in Serie A ci siamo già, però si lotta per i playoff. Oggi sono partite importanti proprio per quella zona lì e c'è il Trapani. Prego Salvatore, nel frattempo vedremo anche la classifica. È curioso perché in macchina Ignazio mi diceva sai il Bari ha vinto e commentavamo questo e poi dice Latina-Siena oggi vince il Siena sicuro, perché allora io ho detto sì, perché probabilmente il Latina, dovendo fare i playoff, se è una squadra intelligente, già pensa alla preparazione per i playoff, no? E adesso vediamo questo risultato. Ecco, era soltanto una storiella per dirti come noi cerchiamo anche prima di parlare delle situazioni che evolvono. Paolo, Trapani 57 punti, no, lasciamo la classifica così possiamo vedere, esatto, così possiamo vedere. Intanto parleremo anche di Bari, perché oggi per il Bari è stata comunque una giornata importante, abbiamo le dichiarazioni di Rosati e Montemurro. Trapani 57 punti, ce la fa a fare i playoff, Paolo? Tu che conosci, insomma, hai seguito un po' più da vicino quest'anno l'ambiente. Non è fosse così facile da sapere cosa avviene prima, no? Le possibilità ci sono ancora, numericamente sono tutte lì, veramente i distacchi sono minimi. Il Trapani ha anche una serie di alcuni vantaggi nei confronti diretti, non in tutti, per esempio contro Siena e Bari è in svantaggio, col Modena alla pari, con Latina in vantaggio, sono una serie di... però onestamente per il Trapani è difficile, anche perché in ogni caso ricordiamo che il quarto di finale è uno scontro diretto in casa della meglio classificata, quindi il Trapani se non arriva fra le prime 6, se arriva settimo ottavo dovrà giocare in trasferta. Tra l'altro insomma Crotone-Trapani e poi Trapani-Brescia, quindi sono due sfide le ultime. Certo, la sfida di Crotone ovviamente diventa assolutamente decisiva. Diventa fondamentale, poi il Crotone all'ultima giornata, lo ricordiamo, venerdì 30, quindi questo ci permette anche di fare un gancio con la nostra programmazione, perché venerdì 30 si gioca tutta la giornata di campionato, quindi il processo in diretta anticiperà a venerdì 30, noi con Rosa e Nero faremo la puntata il sabato 31, così chiudiamo maggio e poi via. E poi andiamo in replica lunedì. E poi andiamo in replica lunedì, insomma chiudiamo questa... No, quella del 31. Ma no, poi invece dal lunedì successivo poi rimandiamo in replica dalla prima giornata, quindi se vi siete persi qualche commento su Gattuso, se vi siete persi Ignazio che ci aveva detto dopo Empoli andremo in Serie A, questo diciamo è fondamentale. Ti faccio un assist, fai un servizio con tutte le cose che sono state dette nelle puntate precedenti e tutte le previsioni azzeccate. Comincerà quella di Ignazio. Rosanero Nostradamus, lo chiameremo, io andrei subito. Esatto. Quelle dove dicevamo che il Palermo forse non arrivava ai playoff, o quelli che dicevano così non le metto. Esatto. No, invece un paio di considerazioni, Ignazio, e poi andiamo da Flavia, così ci prepariamo, vediamo se già qualcuno ha risposto al tema che abbiamo lanciato. Vai Ignazio. No, ma ti devo dire che io stasera ho incontrato il dottore Mercurio, che è radiologo al CTO, che avevo incontrato casualmente dopo a novembre, quando il Palermo non è che andava così bene come adesso, e gli avevo detto, già a novembre, gli ho detto, secondo me il Palermo va in A tranquillo con distacco. La gioia mia, sai qual è? Che vado in giro per la città e tutte le persone che incontro, tu l'avevi detto, tu l'avevi detto, tu l'avevi detto. E per me è un motivo di grande orgoglio, di grande... Guarda, ma io posso dire veramente da questo tavolo e da questa trasmissione, diciamo che c'eravamo subito schierati, cioè avevamo detto che semmai era il contrario, semmai ci chiedevamo, peccato che questo Palermo con la potenzialità che ha non ammazzi prima il campionato. Questo diciamo era il pensiero che poi si confondeva tra il bel gioco e il pragmatismo. Posso dire proprio con coltellate. Posso dire una cosa? Vai Ignazio. Io vedo Sky, vedo la Rai 1, vedo illustri personaggi che parlano di calcio, però non si sbilanciano mai per paura di sbagliare i pronostici, quelli importanti intendo, no? Cosa che invece noi facciamo, perché io Totò, e Massimo e Paolo, insomma, già l'anno scorso quando si trattò di giudicare il Palermo nelle prime battute di Serie A abbiamo profetizzato quello che sarebbe stato il futuro. Sì. No? E quest'anno questa trasmissione ha profetizzato quello che sarebbe successo e quindi secondo me è un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione per tutti noi.
No, mi sta venendo in me così. Salutiamo l'arbitro di Palermo Carpi, giusto per poi vi faremo vedere anche quello di Carpi Palermo. Sì, perché è una partita un po' particolare. Quest'anno Palermo Carpi è uscito il calendario. No, ma poi la cosa meravigliosa in tutto questo è che viene espulso per proteste uno che di soprannome fa il muto. Allora, Francesco, scusami, stravolgiamo un attimo. Se dopo il messaggio di Flavia, se mi fai vedere proprio la gamba di Franco Vasquez, perché insomma è stata twittata questa foto per far vedere in effetti le condizioni di Franco Vasquez. Andiamo da Flavia. E allora su Twitter ci scrive Giorgia: chi va piano va sano e va lontano, non ci allarghiamo. Poi su Facebook ci scrive Damiano Trovato: meglio non alimentare le aspettative. E poi su WhatsApp ci scrive Angelo Tusa: sogno che Zamparini ci dica la verità, se dobbiamo salvarci lotteremo con la squadra per la salvezza, se puntiamo all'Europa daremo la spinta per raggiungere questo traguardo, l'importante è essere sinceri e non prenderci in giro come fatto a volte in passato. Perfetto, grazie Flavio. Allora io direi che siamo pronti per andare da Francesco Caruana. Allora Francesco, ci fai vedere queste immagini per chi avesse perso. Vai Francesco. Sì, Luca, sono le immagini appunto postate dal Palermo sulla sua pagina ufficiale di Facebook, sono appunto le conseguenze della partita Palermo-Carpi sulla gamba del Mudo Vasquez. C'è qualche cerotto, diciamo che forse aveva qualche ragione a protestare, appunto ovviamente i commenti da parte dei tifosi del Palermo sono tutti di solidarietà per Vasquez, si sono presi anche con l'arbitro, giustamente direi anche io, e quindi appunto ovviamente auguri di pronta guarigione a Vasquez, che probabilmente sarà squalificato, magari concluderà questa stagione senza giocare, però diciamo aveva qualche ragione a protestare forse. Sì, tra l'altro dicono, non mi pare che avesse, cioè è andato semplicemente così, non è che ha spinto l'arbitro, no? È stato, almeno dalle immagini, poi ovviamente conta quello che scrive l'arbitro a referto, però insomma queste sono delle belle immagini, le fece vedere anche Tevez tempo fa in una partita di campionato. A proposito, si chiude la Serie A, si è chiusa con la terza vittoria consecutiva delle Catania che farà la Serie B l'anno prossimo, la farà con Maurizio Pellegrino, che è stato riconfermato alla grande dall'amministratore delegato Pablo Cosentino. Invece noi ci gustiamo un po' così. Luca, dimmi. A proposito di Serie A 2014-2015, un annuncio è arrivato pochi minuti fa, la Juventus ha annunciato sul suo profilo Twitter che Antonio Conte sarà l'allenatore anche per il prossimo anno, quindi si è trovato l'accordo, Antonio Conte è allenatore anche per il prossimo anno. Ok, deve vincere lo scudetto, la Champions e poi? La Supercoppa italiana, immagino. Perfetto, tutto però deve vincere. Questi accordi travagliati ho sempre dei dubbi, perché sono delle situazioni molto pericolose e molto sulla lama del coltello. Però è chiaro che Conte meritava, per quello che ha fatto con la Juve, la riconferma, è chiaro che la Juve voleva Conte, hanno fatto questo matrimonio, però allora hanno fatto male a stare per mesi e mesi a parlare di una situazione, diciamo, che da una parte e dall'altra era un pochettino diciamo, mi pare che Iachini meriti la riconferma e gli allunghiamo anche il contratto, no? Se sia casuale che arrivi, diciamo, qualche ora dopo l'annuncio che Van Gaal sarà l'allenatore del Manchester United, chissà. Tu dici perché c'era Ferguson in finale, tutto è possibile, ma Benfica, c'era Ferguson con Conte, però hanno parlato di Evra, forse, è stato un po' da intermediario. Si chiude un posto che era appetito da Conte. Io dico che quando uno vuole andare via deve andare via, punto e basta. Cioè non ci sono, la storia mi insegna che tenere uno controvoglia o confermare uno per eccesso anche a Catania, attenzione, nulla da dire contro un allenatore come Pellegrini, per l'amor del cielo, non voglio giudicare né la persona né quello che ha fatto benissimo, tutto ok. Però sai, anche quelle sono situazioni a rischio, perché tu prendi una squadra che arriva da un disastro e chi ha commesso il disastro ti conferma l'ultima persona che è l'unico non colpevole, ma che sicuramente ha agito in una situazione ormai straordinariamente compromessa. Per cui è difficile poi valutare quello che troverai la prossima stagione. Cioè è una motivazione ci è è una soluzione di comodo per chi lo mette lì, lavoro. È una situazione di grande vantaggio per uno che ha dimostrato di avere le carte in regola, cioè sono di quelle cose lì che non riesci a comprendere subito e che possono avere ovviamente strade completamente diverse. Probabilmente il Catania avrà una squadra profondamente diversa da quella di quest'anno, probabilmente anche diverso il percorso che farà, mentre bene o male il Palermo hanno cambiato 20 allenatori, allora bastava prenderlo e metterlo subito dopo la prima cacciata di Marassi. Se posso leggo questa situazione a quella del Palermo dell'anno scorso. Io, con tutto l'affetto che ho avuto per una persona che è praticamente simpatica come era Sannino,
Mi è sembrato giusto invece sia la scelta di Sannino di non prolungare il contratto che del Palermo di cambiare. Invece il Palermo all'inizio voleva, secondo me, un allenatore che comunque sia è retrocesso, pur in una situazione particolare come quella dei 1000 allenatori cambiati l'anno scorso, non può ricominciare, perché le condizioni, soprattutto in una piazza come Palermo, erano particolari. Quindi secondo me ha fatto bene. Poi ha sbagliato forse a prendere Gattuso, non per Gattuso, l'abbiamo detto 1000 volte, ma perché era Iachini da prendere sin dall'inizio. C'è da dire però la piccola differenza. Ma detto questo, secondo me il Palermo ha fatto bene e Sannino ha fatto bene a non restare a Palermo. Però Ignazio, la piccola differenza per esempio tra Sannino, come dice Paolo, e Pellegrino è che Sannino aveva di fatto già sbagliato la preparazione all'inizio del campionato, cioè il Palermo si è trovato poi con tutta la squadra scarsa di questo mondo, attenzione, con tutte le attenuanti del caso, però Sannino era partito già in ritiro, aveva tra virgolette già fallito ed è stato cambiato in corsa e poi è ritornato nell'ultima parte. Qui Pellegrino è arrivato e ha fatto comunque meglio di tutti gli altri. Poi probabilmente, correggimi se sbaglio Ignazio, la società Catania ha fatto una scelta, puntiamo sull'allenatore perché rifonderemo evidentemente tutta la squadra, cioè tutti quelli di quest'anno andranno tutti via, probabilmente. Ma io penso che Pellegrino ha lavorato nel Catania da una vita, lo conosciamo tutti, è un ragazzo che per il Catania ha dato la vita ed è un allenatore aziendalista, cioè un allenatore che secondo me, lavorando per l'azienda per cui ha lavorato in tantissimi anni, sarà in grado dal mio punto di vista di gestire il materiale tecnico che la società gli metterà a disposizione, compatibilmente con le risorse economiche che si troverà da spendere il Pulvirenti il prossimo anno. Io credo che sarà un matrimonio, possa essere un matrimonio felice, proprio perché tutte le scelte saranno sicuramente avallate da Pellegrino, che dimostrerà di essere un ottimo allenatore sul campo. Insomma, scusa Ignazio, ma tutte le scelte di quest'anno sono state avallate dagli allenatori che sono arrivati e io ho l'impressione che invece nel Catania sia mancata proprio questa chiarezza, cioè che l'ultimo arrivato ora abbia voce in capitolo tale da determinare le scelte del futuro Catania. Dico, sono problemi del Catania, comunque non sono problemi. Io ti dico, a proposito di questo fatto qui, c'è un grande mistero nella storia del Palermo relativa a una retrocessione per cui non venne riconfermato poi l'allenatore che non si era salvato, ma per pochissimo, e fu Graziano Landoni. Il Palermo retrocesse quell'anno lì e Landoni venne riconfermato. Poi cambiarono alcune cose in società e chi arrivò pensò bene di prendere un allenatore esperto di categoria, diciamo Iachini della situazione, che si chiamava Tom Rosati, che vinse il campionato. Vinse il campionato con una super squadra, né più né meno come oggi, perché aveva Ranieri, Messina, Piga, Maiellaro, Maio, eccetera, eccetera. Bigliardi, insomma c'era anche Bigliardi, sì. Insomma una grande squadra che vinse il campionato. Perché? Perché è chiaro che, come diceva Paolo, l'allenatore che retrocede è sempre l'allenatore che retrocede e poi non sempre chi conosce l'ambiente è quello che veramente può dare il colpo in più per poter trasformare la situazione. Di solito in queste situazioni si prende uno ampiamente sicuro, cioè figurati, noi abbiamo rischiato con Gattuso. Sapevamo tutti che era un rischio. Gattuso almeno aveva comunque anche lo spessore. Quindi non è che Pellegrino, il problema è che se Pellegrino è bravo o non è bravo, ma chi ha causato il disastro del Catania quest'anno è quello che ora promuove Pellegrino. È lì che io ho paura. Parliamo di Palermo con Zamparini, visto che stiamo entrando nel tema e siamo già entrati ampiamente nel tema allenatori, perché Zamparini comunque prima della partita contro il Carpi ha detto ho dato mandato, allunghiamo il contratto a Iachini, ci pensa Baiguera, 2017, poi Iachini ha detto io non ne so nulla veramente, però insomma questa è un'ipotesi, poi Zamparini che ha parlato anche, ha detto insomma tante cose, però parliamo di Iachini e lo facciamo con il centrocampo e quindi con Davide D'Avenia, il Palermo totale. Quando vinci un campionato con 5 giornate di anticipo vuol dire sostanzialmente che ogni pezzo si è incastrato perfettamente con il resto del puzzle. Difesa, attacco e centrocampo, 3 reparti, una sola squadra. Gli attaccanti, i primi difensori, i centrocampisti, discepoli quasi del calcio totale dell'Olanda degli anni 70, sempre nel posto giusto, al momento giusto. E pensare che tra agosto e settembre proprio il centrocampo rosanero era il reparto più soggetto a critiche, regista o non regista,
questo il problema. Troppi polmoni con Barreto e Bolzoni e poca tecnica. Con l'arrivo di Iachini e il conseguente passaggio al centrocampo a 3, l'assenza del metronomo in mezzo al campo era l'incubo di tantissimi tifosi che nel playmaker vedevano la soluzione a tutti i problemi di inizio stagione. Un occhio al mercato con gennaio che si avvicina e giornata dopo giornata non si sente più l'assenza del regista. Valerio Verre, giovane centrocampista arrivato in prestito a metà tra Roma e Udinese, ha conquistato Iachini e il popolo rosanero. Ma arriva gennaio, con lui arriva Maresca e Verre finisce nel dimenticatoio. Barreto e Bolzoni continuano ad ingranare la marcia e a coprire ogni posizione del campo. Probabilmente nei due mediani rosanero, fidi discepoli del comandante Iachini, risiede la vera chiave del successo del Palermo. Ngoi e Di Gennaro le meteore, Troy Aniello l'uomo spogliatoio, Vasquez la sorpresa, Jolly diviso tra centrocampo e attacco, Mezzala trequartista e seconda punta, simbolo di un Palermo totale che ha stravinto un campionato e ha ammazzato le incertezze. E allora, questa settimana il centrocampo, la settimana scorsa la difesa, e a proposito di centrocampo Zamparini ha detto, ecco, avete visto, bravo Iachini perché ha rilanciato pure Ngoi, abbiamo visto tutti che è un centrocampista di grande qualità, prenderemo tanti altri Ngoi per rinforzare la squadra. Ma Iachini dice una cosa sacrosanta, non è il valore di un giocatore che esalta un modulo, ma o una squadra, è la squadra in sé che esalta un giocatore. Cioè, se fra le due cose io scelgo quello che dice Iachini, cioè mi sembra più giusto, più un grande giocatore da solo può far poco se gli altri non sono all'altezza della situazione, se la squadra non è organizzata, assolutamente no. Quindi da questo punto di vista io penso che Iachini abbia fatto un grandissimo lavoro, soprattutto sul piano delle convinzioni, sul piano psicologico e anche, se mi consenti, sul piano tattico, perché quando noi dicevamo che Iachini, che il Palermo non aveva gioco, sì è vero, però il Palermo aveva già una sua fisionomia, aveva già una sua caratteristica che era quella di essere ben solido, poi piano piano questa squadra si è trasformata col tempo e soprattutto con la gestione del mese di sosta, perché lì è stato veramente la crescita del Palermo grande, che già si era per la verità manifestata a Crotone, dove il Palermo giocò una bellissima partita, però è chiaro che tutto il completamento è stato fatto in un periodo in cui Iachini ha potuto ribaltare la situazione, ricominciare da capo e capire veramente come indirizzare la squadra perché gli ha dato memoria di gioco, ha dato convinzione totale a tutti e ha dato soprattutto questa grandissima possibilità che ognuno potesse esprimere il suo senza lamentarsi se entrava prima o entrava dopo. Abbiamo iniziato la puntata con Ignazio cercando di analizzare, Massimo, quelli che erano stati i cali con il Lanciano e questa sconfitta contro il Carpi. E la mia ultima domanda, Ignazio, è stata forse è meglio dare spazio magari a chi ha giocato meno e forse ha un po' più motivazioni in questo finale per mettersi un po' più in mostra, cosa che comunque Iachini ha fatto in maniera parziale, ma può servire solo questo? Cioè, perché per esempio mi viene in mente, visto che abbiamo parlato anche del rinnovo di Conte con la Juventus, perché la Juventus continua a insistere nonostante lo scudetto già vinto per arrivare ai 102 punti? Il Palermo c'ha l'obiettivo, cioè 86 punti, mi viene da pensare quando Bolzoni dice 86 punti, cioè io avrei detto 88, cioè voglio vincere sia a Terni che in casa contro il Crotone. Se tu dici 86, per dire uno in più del record. Vabbè, ho capito Paolo, però se io mi fisso un obiettivo mi fisso 88. Dico, magari è stato un lapsus, magari è semplicemente giusto un calcolo matematico, però cosa cambia? Secondo te qual è la differenza? Secondo me non è cambiato nulla, il Palermo l'ha dimostrato nelle ultime giornate, perché a Latina per esempio poteva andare a prendere un punto, non sarebbe successo nulla e ha vinto come ha vinto. A Novara poteva andare a prendere un punto e invece ha festeggiato con 5 giornate d'anticipo. Poi non si è fermato, ha vinto a Cittadella. Il problema con Lanciano io credo abbia giocato un'ottima partita dove ha sbagliato tantissimo ed è stata punita praticamente nell'unica azione del Lanciano. Discorso diverso con il Carpi, quando perdi due giocatori
nei primi 15 minuti della partita, quando un altro ce l'hai fuori perché ha l'influenza, quando il portiere che tu avresti schierato titolare dà forfait perché Luicani era diciamo, destinato alla riconferma. E poi si va a innestare diciamo, tutta una serie di problemi, l'arbitraggio, l'espulsione, rimane in 10. Paradossalmente in 10 il Palermo nei primi 15 minuti ha creato 4 palle gol, per cui io credo non si possa rimproverare a questa squadra un calo di tensione assolutamente. E io credo che nessuno all'interno del Palermo, sapendo di poter scrivere una pagina di storia, tiri il piede indietro. Ieri sentivo una dichiarazione di Conte che diceva: da oggi in poi tutti quanti rapporteranno il campionato a questa squadra. Certo. In Serie B, se il Palermo battesse questo record, da domani in poi tutti quanti direbbero rispetto al Palermo di Iachini. Cioè non ci sarebbe più la Juventus, il Sassuolo e il Chievo. Ma tutti direbbero rispetto al Palermo 2013-2014 di Iachini. Per cui io credo che non ci sia giocatore al mondo che non voglia raggiungere l'obiettivo, e ripeto, non mi pare che il Palermo abbia mostrato segni di cedimento in questo senso. Paolo, trasferta a Terni e poi chiusura con il Crotone. Forse ci dobbiamo aspettare, perché l'altro obiettivo del Palermo è questo numero di vittorie in trasferta, che è quello che Iachini già è stato battuto. Sì, però sai, potrebbe ancora aumentare. Anche lì, esatto. 7 vittorie in trasferta consecutive per diventare 8, veramente un numero strepitoso. Invece un dato fa pensare e comunque denota forse una caratteristica precisa della squadra di Iachini, che ci auguriamo resti identica l'anno prossimo. Il Palermo ha l'identico rendimento in casa e fuori, uguale. 12 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, uguale, identico. Il che significa che Iachini lo spiegava questo meccanismo dicendo spesso anche in casa, quando siamo andati in vantaggio, le squadre continuano a difendersi, cioè non ci aprono degli spazi che ci potrebbero permettere di scatenarci nel contropiede o comunque sia favorirci ancora di più. Per cui il Palermo paradossalmente ha fatto meglio fuori casa che in casa. Detto questo, sì, Massimo ha ragione, concordo che il Palermo cercherà in tutte le maniere di battere dei record, però inconsciamente che qualcosa si blocchi, che qualcosa sia meno intenso rispetto a prima è assolutamente normale. Tutte le squadre del mondo, dal Real Madrid che ha perso pur essendo ancora in corsa per lo scudetto, al Barcellona, si fermano o rallentano, hanno un momento di diversità. C'è un momento in cui la magia finisce, si esaurisce. No, sono stanchi anche. Poi se giochi in 10 la ripresa noi senza giocatore principale. Abbiamo detto per tutto il campionato il Palermo ora vince ed eravamo più forti di tutto, delle superstizioni di Iachini che sistemava i giornalisti in un modo o in un altro, perché era quella la tattica vincente, no? Perché tutti avevano in testa questa straordinaria magia. Poi è bastato che Paolo pubblicasse un servizio con il Palermo più forte d'Europa perché questa magia si rompesse. No, stavo scherzando. Andiamo subito da Francesco Caruana. Questa è stata bassa. Andiamo subito da Francesco Caruana. Avrei come rispondere, ma non lo fa. Il raddoppio del Siena contro il Latina, il gol di Alessandro Rosina al 53esimo, quindi Latina 0, Siena 2. Beh, Ignazio, tutto come previsto, no? Tutto come previsto. Mi fa piacere che Salvatore abbia detto questa cosa, perché è sfizioso. Io certe cose le sento, le avverto, le dico senza paura di sbagliare. Insomma, Ma c'è una lotta per non andare direttamente in Serie A da secondi? No, vengono fuori i quando valori. l'Empoli ha la possibilità di allungare, crolla. Stanno venendo fuori i valori, perché il Siena, guarda che il Siena, c'è stato un momento in questo girone di ritorno, ha dimostrato di essere l'unica squadra all'altezza del Palermo. Se tu rammetti la partita che ha fatto qui al Barbera, è stata una squadra che ha tenuto il campo con una spavalderia tale da meritare veramente consensi ed elogi da parte di tutti gli addetti ai lavori. Poi questo Siena è andato a dare diciamo, una lezione di calcio al Trapani nel secondo tempo, è stato veramente spettacolare. Insomma. Ignazio, qua la classifica la guardiamo, visto che abbiamo detto di secondo posto diretto. Secondo te... concludo. E poi il Siena cosa ha pagato in questo finale di campionato? Ha pagato un altro punto di penalizzazione, ma soprattutto il fatto che la società
e non poteva pagare gli stipendi, e i giocatori ovviamente che non sono degli automi hanno avvertito questo disagio e l'hanno pagato con 2 sconfitte di fila. Però ora hanno materializzato che cosa? Che l'opportunità di andare in Serie A potrebbe essere ancora più vantaggiosa Beh, c'è questa favola del Bari clamorosa a proposito di società 35.000 spettatori, io ho visto la partita e il Bari non stava giocando bene perché ha avuto il braccino corto del tennista contro il Cittadella, però c'era un pubblico veramente di altri tempi che veramente ha dato la scossa alla squadra e l'ha portata alla vittoria. Pure il Bari è stata l'unica squadra che al Barbera ha messo letteralmente sotto il Palermo per mezz'ora, ma sotto sul piano del gioco, ha creato 5 palle gol sullo 0-0 il primo tempo, è stato straordinario, poi la partita l'hanno vinto Laffert e Dybala, e poi a Trapani ha giocato nella stessa maniera, quindi il Bari è veramente una realtà che Bari improvvisamente sono le 2 squadre. È la squadra che ha giocato meglio. Dicevo prima, Ignazio, se c'è la possibilità di rivedere nuovamente la classifica, visto che tu non hai timore di dire le cose per come stanno, mi dici secondo te, adesso vedendo questa griglia, chi va diretta in Serie A e poi nei playoff l'altra squadra che sale, perché c'è la favola del Modena, la favola del Bari, il Siena risale e poi lo Spezia di mangia, insomma sono tutte lì. Guarda, io ti posso... Intanto chi va diretta? Io penso che alla fine l'Empoli potrebbe spuntarla sul Cesena, perché il Cesena si gioca un match point in casa contro il Modena che dal mio punto di vista insomma è una di quelle squadre che arriverà ai playoff e che potrebbe essere già ai playoff quando arriverà l'ultima giornata contro il Cesena. Così, tanto per farvi capire. Però io penso che l'Empoli alla fine... Tanto per farvi capire, intanto c'è Cesena-Latina la prossima giornata di campionato, Crotone-Trapani l'abbiamo già detto, poi vabbè, Pescara-Modena, Siena-Padova, e questo insomma dovrebbe essere un turno agevole per il Siena, e poi c'è Spezia-Bari, Ternana-Palermo interessa soltanto a noi, quindi un paio di partite da dentro fuori ci sono, cioè già la prossima settimana possiamo, cioè la prossima giornata di campionato l'Empoli va per esempio a Cittadella, quindi ancora c'è da discutere un po'. E la bellezza di questo campionato è proprio questa. Poi c'è un Latina-Spezia, l'ultima giornata è bellissima, Latina-Spezia, Modena-Cesena, il Palermo con il Crotone in casa, quindi insomma, Trapani-Brescia, vabbè lì. E poi Varese e Siena sono le 2 partite più semplici. Insomma, Massimo, che finale di campionato ci dobbiamo aspettare? Ma molto molto incerto. Io direi che l'Empoli forse ha qualcosina in più, diciamo, da spendere per arrivare direttamente in Serie A. E tutto sommato onestamente mi sembra che tra le squadre che inseguono il Palermo sia quella che lo meriti di più. Però la lotta per i playoff è veramente molto incerta, per cui dal Trapani in su tutti quanti possono entrarci. Certo, se il Latina ha fatto una scelta di campo, ha fatto una scelta straordinariamente importante. Perché sai, cioè dici prepariamoci per il mini campionato. Sai, Iachini vinse così con la Sampdoria, riuscì a vincere, a stravincere in questa maniera qui, e poi da sesto addirittura. Cioè tu dici meglio non sprecare energie per poi magari fallire piuttosto che... Certo. Parlavamo con Salvatore proprio di questo, che cosa faccio io allenatore nel momento in cui sono sicuro di andare ai playoff con 2 giornate d'anticipo. Però bisogna vedere anche le caratteristiche della squadra. Se guardate il cammino del Latina, il Latina è una squadra che in casa, nonostante tutta la sua serie utile, ha perso nelle ultime 10 giornate dal Trapani, dal Palermo e ora dal Siena. Paolo, io vuol dire che è una squadra che ha qualche... Diciamo che c'ha qualche bug, ce l'ha. Non è che sta perdendo ora mentre prima le ha vinte tutte, ha delle caratteristiche che evidentemente non sono ancora tali da permettergli... Allora, il gioco del Latina, io l'ho seguita in tante partite, il gioco del Latina dipende molto da Jonatas, da questo giocatore che stasera manca, e ho visto soffrire il Latina in molte occasioni quando Jonatas è stato sostituito, perché manca nella squadra del Latina un attaccante con la sua esplosività, non c'è. Paolucci potrebbe essere il degno sostituto, però non riesce ad esprimersi con una continuità di rendimento, per cui
questa squadra, e questo discutevamo proprio, Salvatore che ha le idee giuste, mi diceva secondo te non faranno questi richiami sulla preparazione in vista dei playoff? E io ho condiviso in pieno la sua idea, proprio perché se il Latina riesce ad avere in forma smagliante i suoi attaccanti, il resto della squadra gioca a velocità vertiginosa e può essere la sorpresa di questi playoff. Vediamo un po' di feste, Francesco. Prima leggiamo una notizia molto importante per quanto riguarda la Serie A, perché sono stati pubblicati oggi dal sito della FIGC le squadre di Serie A che hanno ottenuto la licenza UEFA per la prossima stagione. Le squadre sono Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Torino, Udinese e Verona. Non so se avete notato che manca il Parma. Perché manca il Parma? Perché il club, diciamo, di Ghirardi non ha ottenuto la licenza in quanto è stato respinto il ricorso per la mancata concessione di questa licenza. Il motivo è legato a una ritenuta IRPEF di circa 300.000 euro che la società non avrebbe versato perché riteneva di non doverlo fare. Adesso per il Parma c'è un'ultima speranza: il 28 maggio si riunirà l'Alta Corte di Giustizia, discuterà il caso. Se il Parma, diciamo, venissero bocciate le ragioni del Parma, ai preliminari di Europa League andrebbe il Torino per la felicità appunto di Alessio Cerci prima di tutti. Poi andiamo a vedere appunto delle immagini di festa, Luca, perché parliamo del Paris Saint-Germain, che ha vinto il suo quarto titolo nella sua storia, il secondo consecutivo, titolo già conquistato matematicamente il 7 maggio, ma la festa è stata ieri al Parco dei Principi. Festa molto pirotecnica, tantissimi fuochi d'artificio per celebrare appunto l'impresa della squadra di Blanc che ha stravinto la Ligue 1, un Paris Saint-Germain pieno di giocatori ovviamente italiani o ex italiani, soprattutto Ibrahimovic premiato miglior giocatore della Ligue 1 e poi anche Marco Verratti premiato miglior giovane, Salvatore Sirigu ex Palermo premiato miglior portiere e poi ovviamente Pastore, Lavezzi, Tiago Motta, insomma un trionfo che ha tanto d'Italia. C'erano le danzatrici del ventre, visto che ci sono gli sceicchi che... se c'erano non sono in questo video purtroppo. Quindi non lo sapremo mai, insomma. Goditi giochi di artificio però, dai. No, vabbè, ho capito, però insomma. Paolo, prego, possiamo commentare. Ci sono 3 giocatori che hanno fatto la storia del Palermo in questa squadra, quindi mi fa piacere che il Palermo abbia dato a una squadra diventata una potenza del calcio mondiale Sirigu, Cavani e Pastore. Senti, questa festa è costata quanto il budget per la campagna acquisti del Palermo l'anno prossimo? No, di più. Anche di perché più. Poi lo sceicco pagherà 60 milioni di multa, il fair perché play, la FIFA, la UEFA gli mette una multa per aver superato il... Ecco qua. Come si chiama? No, il salary cap, il fair play finanziario, perché non hanno rispettato i parametri comprando e stracomprando. Sirigu, Ibrahimovic, va bene, insomma. Chissà. Tutto gira intorno a quest'uomo, un po' come Jonatas nel Latina, Ignazio. No, non scherzo, nel senso che... Fondamentalmente sì, è così. Il parallelo si può fare. Ecco qua Thiago Silva. Benissimo, direi andiamo da Flavia che ci fa sentire mentre intanto scorrono ancora queste immagini. Però noi andiamo da Flavia perché un paio di domande, di curiosità. Insomma, vi abbiamo lanciato il tema social, visto che si parla di sceicchi e tutto il resto. Zamparini ci continua a dire che vuole fare l'Atletico Madrid o il Borussia Dortmund e noi stiamo aspettando, fiduciosi, di capire come faremo. Intanto Iachini non è che assomigli molto né al Ciolo né a Jürgen Klopp, questo lo dobbiamo dire, però. Flavio. Allora, su Twitter ci scrive Faccecco: retrocessione Europa non conta, l'importante è fare una squadra degna che porti alto il nome della città. Mentre su Facebook ci scrive Forza Rosanero: una tranquilla salvezza può e deve bastare, non c'è l'entusiasmo della prima promozione e quindi pieni ben saldi per terra. E infine Filippo Amico, sempre su Facebook: credo che una salvezza tranquilla sia a portata della società, tutto quello che viene dopo è tutto guadagnato. Grazie Flavia, torniamo da Francesco perché poi ci fermiamo per la pubblicità e scopriremo un altro cappellino in giro per l'Europa, oltre a quello di Iachini che ha fatto storia e che continuerà probabilmente a fare storia. Però facci vedere qualcos'altro, Francesco. Sì Luca, un'altra festa, stavolta andiamo in Inghilterra, la festa dell'Arsenal che ha vinto la FA Cup 3-2 in rimonta contro l'Hull City dopo i gol segnati dagli ospiti Conchester e Davis nei primi 6 minuti. I gol dell'Arsenal sono arrivati con Cazorla, Koscielny e Ramsey nel secondo tempo supplementare. Questa è l'11ª FA Cup nella storia dell'Arsenal e la squadra di Wenger non vinceva dal 2005, non vinceva un titolo dal 2005, anno in cui i Gunners portarono a casa il Community Shield e l'FA Cup. Tra l'altro a fine partita Arsène Wenger, che durante la festa è stato anche riempito di champagne dei propri giocatori, ha annunciato che rinnoverà il suo contratto che scadeva il 30 giugno, quindi proseguirà la sua storia che è cominciata nel lontano 1996, quindi quasi un nuovo Ferguson in Inghilterra. Bene, questo.
Viviano che era in panchina. Viviano che è ancora del Palermo e che era in panchina. No, che è stato tra l'altro straordinario nell'intervista pre-partita, perché ha detto sì, vabbè, potrei anche restare in Inghilterra, potrei anche tornare, sì, faccio tutto. Vabbè, insomma, un po' di ambizione sana per giocare a pallone. Lo sa che il Palermo ha avuto il suo erede in panchina per qualche... sì, no, ma infatti, gli hanno detto che mangia. Beh, infatti te lo dico, io mi aspetto soltanto che si dica Iachini è il nuovo Ciolo, complimenti perché ha vinto la Liga, adesso si gioca la Champions League contro il Real Madrid sabato, oppure Jürgen Beppe, lo potremmo chiamare, no, Jürgen Iachini o Beppe Klopp. Insomma, certe cose fai bene secondo me anche a scherzarci, ma a chiarire un po' anche per puntualizzare determinate situazioni, perché non è tanto l'uscita di Zamparini che vuole l'Europa a stupire, perché in fondo Zamparini ha dimostrato che può questo ed altro, insomma, nei primi anni ha fatto veramente sognare intere generazioni, ha tenuto il Palermo 10 anni in Serie A. E l'ambiguità di certi discorsi, cioè da un lato dice io voglio l'Europa, voglio restare 10 anni in Serie A, e dall'altro lato dice certo, se non arrivano gli investitori, se non si riesce a sbloccare certe situazioni, noi dobbiamo andare avanti per come abbiamo fatto prima. No, ma prima quale prima? Cioè, perché prima abbiamo fatto anni straordinari in cui prendevamo Cavani, Pastore, eccetera, eccetera, c'erano grandi investimenti e il Palermo faceva benissimo fino a Delio Rossi. Poi improvvisamente i cordoni si sono chiusi, il Palermo ha rischiato in altra maniera e devo dire la verità, non gli è andata tanto bene. Certo, può essere un incidente di percorso, però io mi devo interrogare su una situazione del genere e dire scusa, se non arrivano gli investitori in Europa come ci andiamo? Questo io lo desidero saperlo, perché altrimenti i tifosi vengono spiazzati da una situazione del genere. Ci lasciamo con questo interrogativo. Tra l'altro avete lasciato in sospeso un po' quello che avevo lanciato in apertura, cioè c'è questa proposta di allungamento di contratto fino al 2017 di Iachini, l'abbiamo lasciata, non mi avete detto cosa ne pensate, mi avete lasciato un po' così, no? Ci dobbiamo fermare per la pubblicità e poi scopriremo un altro cappellino, oltre a quello di Iachini, con Francesco Caruana, quindi tanto di cappellino, però prima la pubblicità. Attenzione! Pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Abbondanti e generose, come le valutazioni di Affari in Oro. Prendete un allenatore italiano e uno gallese, entrambi recordman a modo loro. Da una parte Giuseppe Iachini, detto Beppe, dall'altra Richard Anthony Pulis, per tutti Tony. Il primo, quando lo scorso 25 settembre subentrò Gennaro Gattuso sulla panchina del Palermo, lo soprannominammo il promotore. Per lui parlavano le 3 promozioni dalla Serie B alla A, centrate con Chievo, Brescia e Sampdoria, rispettivamente nel 2008, 2010 e 2012. Una cadenza biennale che il promotore Iachini ha rispettato anche con il Palermo. Pulis invece ha un'altra specializzazione, non fare mai retrocedere le proprie squadre. E quando diciamo mai, intendiamo proprio mai. Non a caso in Inghilterra lo chiamano Never Relegated Man, l'uomo mai retrocesso. Facile direte voi. Beh, mica tanto se in carriera hai allenato Gillingham, Bristol City, Portsmouth, Stoke City, Plymouth e Crystal Palace. Non certo delle corazzate inaffondabili. L'ultimo miracolo Pulis l'ha compiuto proprio con il Crystal Palace, preso in consegna lo scorso 23 novembre, da ultimo in classifica con la miseria di 7 punti conquistati in 12 giornate. Chi meglio del Never Relegated Man dunque per salvare le Eagles? La cura Pulis ha funzionato alla grande. Nelle restanti 26 giornate il piccolo club di Londra ha messo insieme 38 punti e si è salvato con qualche giornata in anticipo, chiudendo addirittura all'11° posto in classifica.
e Pulis si è anche tolto lo sfizio prima di battere il Chelsea e poi di bloccare sul pareggio il Liverpool capolista, dando una grossa mano al Manchester City a vincere la sua quarta Premier League. Se non è miracolo, poco ci manca anche per ciò che ha fatto Iachini al Palermo. Con Gattuso i rosa avevano conquistato 6 punti in 7 giornate e stazionavano a metà classifica. Con Iachini, invece, è partita una cavalcata inarrestabile, conclusasi con la vittoria del campionato con 5 giornate in anticipo e il record di vittorie esterne e maggior numero di risultati utili consecutivi della serie cadetta. Nel mirino adesso resta il record di punti in Serie B, 85, detenuto dalla Juventus di Deschamps, dal Sassuolo di Francesco e dal Chievo di, pensate un po', Iachini stesso. Insomma, anche se non dovessero arrivare almeno 4 punti contro Hernani e Crotone, Iachini conserverebbe comunque il primato. 2 recordman, Iachini e Pulis, accomunati da tante cose anche nella vita privata. Entrambi nati in una famiglia di operai, entrambi molto cattolici, entrambi con figli che hanno seguito le orme dei padri e giocano a pallone. E accomunati soprattutto da quell'inseparabile cappellino che portano sempre sulla testa. E anche se Iachini ha spiegato che per lui il cappello, più che un talismano, è un accessorio fondamentale per un piccolo problema alla vista, siamo certi che la componente scaramantica influisca molto, sia per lui che per Pulis. Oppure, chissà, i loro copricapi sono magici e parlanti, come quello di Harry Potter, e suggeriscono le mosse migliori da attuare in campo. Di certo c'è che Iachini il promotore e Pulis il mai retrocesso hanno dimostrato con i fatti di meritare una grande occasione. E allora facciamo un appello a presidenti della Premier League e della Serie A, con Zamparini in testa. Date fiducia a quei due col cappellino, difficilmente vi deluderanno. S'amare è una cosa vera, chissà, s'amare è una cosa vera. Allora, più alto della Serie A non si può andare, quindi come la mettiamo? Prendiamo Pulis? No, il problema è che tu gli puoi fare, se ne parlava poco fa con Paolo, puoi fare a Iachini un contratto fino al 2080, ma qual è la logica? Dov'è il progetto di allenatore che noi abbiamo sposato da quando è arrivato Zamparini? Non c'è. Zamparini a domanda risponde che nemmeno lui sa perché licenzia gli allenatori. Vabbè, insomma, secondo me lui lo sa, è quantomeno un istinto il suo, il fatto che magari non gli piaccia più uno, ne vuole un altro, vuole cambiare, ma consiglia, certo, tantissime cose. Rimane il fatto che 50 allenatori, 60 allenatori li ha licenziati lui, per cui il problema di Iachini non è quello di farsi un contratto lungo, quello vale soltanto da un punto di vista economico, da un punto di vista poi sostanziale e professionale quello che conta sono le risposte che la società dà a un allenatore, se mancano quelle salta tutto. Ma a proposito di Iachini, insomma, abbiamo già detto, no? Ho dato mandato di allungargli il contratto, poi Iachini a fine partita in conferenza stampa ha detto non ne so ancora nulla, probabilmente arriveranno appena finirà la conferenza stampa a dirmi Emanuele. No, infatti, uno e due, e soprattutto mi è sembrata così ad occhio e croce, Ignazio, un po' bizzarra anche la strategia su Perimetti, no? Perché ha detto attenzione, no, io dico che va via perché se no magari mi chiede 600.000 euro, 100.000 euro in più. No, come funziona? Che ti dice tra l'altro, cioè il problema economico è per tutti. Siamo in una crisi congiunturale recente, però andremo in Europa. Cioè sono due cose che confliggono. Allora spiegaci, ci sono dei problemi economici. E noi li accettiamo, la città li guarda, accetta, io ho incontrato, capisce. Ognuno di noi diciamo viene fermato per strada, se si parla del Palermo io non ho trovato una sola persona che non mi abbia detto per me va benissimo se mi dicono dobbiamo salvarci. Certo. Nessuno mi ha detto il contrario. Che non è essere pessimisti. No, la gente ha imparato e ha dimostrato di essere molto più matura, perché se dici alla gente guarda che quest'anno lottiamo per salvarci, l'anno prossimo probabilmente metteremo un tassello, poi un altro ancora, la gente segue il percorso, ma se tu la gente la prendi in giro e voglio dire in buona fede, cioè nel senso, se tu la gente, perché sei ambizioso, perché ti piace la sparata, perché fai il colpo dici che sei il nuovo Borussia Dortmund, la gente ti ride dietro. E questo è il guaio, ti ridono dietro, perché l'esperienza insegna che non si fa così. Però per favore, continuiamo a giocare il rosanero, giallo-nero. No, a me la cosa che spaventa... almeno, Presidente, la maglia rosanero... A me la cosa che spaventa, sai qual è? Che ogni volta che Zamparini punta tutto sui quattrini, c'è qualcosa che non quadra. Non quadrava con Corini è andato via, Corini, ragazzi, Corini gli puoi dire, è una specie di Madonna messo lì, eccetera, è andato via perché
voleva guadagnare più soldi. Secondo me. E Toni è andato via perché era un traditore, eccetera, eccetera, voleva guadagnare più soldi anche lui. E Ballardini probabilmente aveva il problema del perché lavoro. aveva comprato il terreno. Guidolin aveva il problemi personali, Poi, chiamiamoli affettivi, eccetera, eccetera. Poi Sabatini era affetto da tabagismo e quindi non poteva restare. Invece non è così, non è assolutamente così. Da Il problema chiarire, di Perinetti è un problema strutturale molto importante. Perché se è vero che, come ha detto lui, lo Monaco ha comprato i bidoni del Palermo, cioè lui non c'entra, Perinetti ha comprato i giovani emergenti del Palermo e lui non c'entra nemmeno in questa cosa qui. O se no, quando le cose vanno bene li ha comprati lui e quando le cose vanno male li comprano gli Tra l'altro altri. importante scena di lavoro a Vergiate questa sera, tra Zamparini c'era anche Baiguera, quindi noi avevamo chiesto all'ufficio stampa del Palermo di poter intervistare il presidente non era disponibile, quindi abbiamo ancora 2 puntate, lo diciamo così, lunedì prossimo e poi così ricordiamo anche l'appuntamento con il processo venerdì 30 e con Rosennero invece sabato 31, quindi confidiamo fiduciosi di poter avere a fine stagione il presidente Zamparini, nonostante le cose che succedono, presidenti a parte della dialettica, ogni tanto ci si scontra. Luca, a proposito di riunioni, di cene, via dicendo, ci rendiamo conto che il Palermo, che ha finito il campionato, diciamo, matematicamente 5 giornate prima, ma virtualmente almeno 6, 7, 8 giornate prima, a oggi non si è seduto intorno a un tavolo, diciamo, chi deve decidere, allora pigliamo Arcoleo, Geraci, Norrito e Vannini, perché mi servono un attaccante, un difensore, ancora questa riunione operativa non c'è stata una riunione nella quale si sia deciso ok, la linea da seguire è questa, c'è una lista di giocatori che c'ha Iachini, una lista di giocatori che c'ha Zamparini o che gli hanno suggerito, una lista che c'ha Perinetti e pare un'altra lista ce l'abbia Ceravo. Ancora non si sono seduti e hanno perso il tempo, diciamo, che sarebbe stato fondamentale per costruire il Palermo del futuro, non si sono seduti attorno al tavolo per decidere e per programmare e per dar via immediatamente a questa campagna acquisti. Magari hanno scelto dove vedere le partite del mondiale, c'è anche Hernandez, magari quella potrebbe essere una soluzione. Flavia, ancora messaggi con te, poi Francesco ci fa vedere ancora festeggiamenti e visto che abbiamo parlato del Bari, oggi è stata una giornata importante per il Bari e quindi facciamo un po' così il quadro della situazione con le parole dei protagonisti. Flavia. Allora, su Facebook ci scrive Gaspare Morana, meglio una salvezza tranquilla, dopo si vede, l'importante è essere ritornati in A e restarci. Mentre su WhatsApp scrive Salvatore Riccobono, giusto che il presidente parli di Europa League e di ciò che vuole in quanto patron. Un personaggio del genere deve essere solo venerato dalla città, perché con Zamparini sono visti tutti i migliori record della storia del Palermo. E poi ci scrive sempre su WhatsApp Dario e chiede una particolare menzione per gli allievi regionali del Tommaso Natali che hanno conquistato la 3ª finale consecutiva e sabato mattina si giocheranno il titolo regionale a Modica contro il Città di Messina. Perfetto, allora in bocca al lupo anche ai piccoli del Tommaso Natale. Vai Francesco. Luca, ne abbiamo parlato poco fa, la festa dell'Atletico Madrid ha vinto ovviamente la Liga, 10° titolo per i colchoneros, 1-1 a Barcellona nell'ultima giornata, una vera e propria finale tra prima e seconda in classifica contro il Barcellona, decisivo il pareggio di Diego Godin dopo il vantaggio blaugrana con Sanchez. L'ultima Liga prima di questa l'Atletico Madrid l'aveva vinta nel 1996, ovviamente è la prima partita importante di una settimana che si chiuderà sabato prossimo allo stadio Dalus per la finalissima di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid. Tra l'altro il giorno prima si gioca invece Wolfsburg-Tyreso, che è la finale di Champions League di calcio femminile. Il Francoforte invece in Germania, giusto per darvi un dato, ha vinto la Coppa di Germania sempre del calcio femminile, c'erano 17.000 spettatori allo stadio. Questo diciamo sempre per darvi un po' il termometro sulla dimensione calcio femminile, chissà se arriveremo mai a una cosa del genere. La Fiorentina sta facendo il gemellaggio con la società, quindi la squadra si chiama Firenze e diventerà probabilmente Fiorentina perché Della Valle si è innamorato del calcio femminile, quindi passa pure era la proposta che Pamela Conti voleva fare. Il problema è sempre poi di fedeltà, di affetto nei confronti della squadra, perché noi abbiamo avuto per esempio una grandissima festa con più di 25.000 spettatori, diciamo 30.000, con 30.000 spettatori, la settimana dopo, giustamente, vogliamo dire giustamente?
Se lo vuoi dire, sì, secondo me... Per me no, cioè, per me no. guarda, io lo dico così, la gente avrà preferito il mare, però il discorso è che siamo scesi nuovamente a 8.000 e allora qual è la logica? La logica è che questa squadra vince o perde, non ha quella fedeltà che dovrebbe avere e lì il discorso si apre, non è assolutamente il caso di entrarci. Torniamo a casa nostra, abbiamo cercato di raccontare attraverso la classifica quella che può essere il futuro prossimo di questa Serie B, si è giocata una bella fetta di futuro il Bari oggi, allora andiamo ad ascoltare le parole di Rosati e Montemurro, tra l'altro con anche un accenno ai famosi capitali stranieri che insegue Zamparini, però sentiamo cosa dice Montemurro. Oggi con questo atto sicuramente c'è una sicurezza e adesso che non si rompa l'alchimia che si è creata e si vada fino in fondo in questo sogno. Ho sempre detto, il mio impegno sarà quello della squadra sicuramente di non far fallire questa e ripartire dall'eccellenza, per cui era un impegno grande che avevo preso e domani saremo noi o altri. Questo impegno e il fatto di scendere il giorno prima è un segnale forte, potevamo venire domani mattina, il segnale l'abbiamo voluto dare, noi ci siamo, se ci sarà qualcun altro più forte di noi, chapeau, io sono tifoso del Bari e continuerò ad esserlo sempre di più, andrò a fare l'abbonamento. Ho sempre ritenuto che di fronte agli arabi, i turchi, gli indiani, cioè io che cosa mi presentavo a fare? Cioè non c'era, ero abbastanza tranquillo che qualcuno il Bari lo acquistasse. Sono sceso in pista nel momento in cui ho visto che i fatti non ci sono stati solo tanti proclami, tante cose, ma fatti niente. E in 3 giorni diciamo che abbiamo messo su una squadra che sarà una bella squadra, poi ve la presenteremo. E allora, questa è l'intervista tratta da Repubblica TV a Rosati, che era il primo, anche ex presidente del Varese, Montemurro, che invece insomma, hanno composto questa squadra per salvare il Bari. Oggi hanno offerto questo 1 milione di euro, probabilmente non ci saranno altre offerte, Paolo, mi pare che insomma questa è la situazione. Dovrebbero essere loro i proprietari del Bari, del futuro. Tra l'altro c'è anche una voce che rimbalza da Bari, visto che c'è anche indecisione sul futuro di Perinetti, che vorrebbe Giorgio Perinetti come direttore generale, chiamatelo come volete, direttore sportivo proprio di questa nuova società che si sta costruendo a Bari. A Bari ha fatto benissimo Giorgio Perinetti, magari se non trovasse grande accordo qui con Zamparini, poi ci saranno ovviamente tante altre valutazioni da fare anche a livello personale da parte di Giorgio Perinetti, però insomma... Io fossi Perinetti un pochettino... stuzzicato? No, come dire, incavolato per non dire altro con Zamparini, col Palermo, lo sarei, diciamo, perché insomma essere messo in discussione anche in maniera a volte sgradevole, una volta è anziano, una volta vuole i soldi, una volta gli dico tipo che è scemo così non tira sul prezzo. Francamente dico, io non... È un film che abbiamo già visto. Appunto, dico, io un pizzico, diciamo, incavolato. Quindi se arrivasse un'offerta seria da Bari, ma io non so se quella seria sia quella del Bari, però non è, diciamo, un mistero che Perinetti è molto apprezzato in Italia, che per esempio il Sassuolo aveva pensato a Perinetti, non so se ci pensi ancora, che ci sono una serie di squadre che Perinetti se lo prenderebbero tranquillamente senza dover fare il favore al Ceravolo. Per magia pensa il Bari, va ai playoff, vince i playoff, va in Serie A, diventa una piazza molto interessante. Visto che abbiamo parlato del Bari, c'è da dire che adesso è quasi, fra virgolette, facile dire noi siamo la nuova società del Bari, noi puntiamo sul Bari, eccetera, eccetera. Io avrei voluto vedere se questa squadra fosse rimasta in fondo alla classifica, quanti sostenitori avrebbe avuto. Certo, ora vanno in Serie A, hanno un bel capitale del quale possono disporre e ti credo. C'è qualcosa però che ci deve fare pensare, su questo invece è un punto dove mi sento di dare, come dire, manforte a Zamparini e ai suoi progetti, almeno quelli che ha delineato negli ultimi tempi, e cioè che quello che sta succedendo a Bari, grande città, grande centro anche del Mediterraneo, capoluogo di regione, è indicativo di una crisi generale, perché per esempio i Matarrese erano baresi ma hanno avuto delle gravi difficoltà. A Palermo
al di fuori di Zamparini, i capitali per intervenire nel calcio non esistono. Cioè sono già stranieri quelli di Zamparini. Assolutamente, questo è uno dei dilemmi e degli interrogativi che ci siamo posti anche per tanti anni. Palermo non si è mai posto un problema di questo tipo, come dire, socialmente. A maggior ragione comunque. A maggior ragione, intendo a maggior dire, ragione le perplessità esistono. Perfettamente, anche sul modo di gestire le cose. Però Zamparini fa bene, Zamparini lo sa, perché Zamparini può essere tutto, ma sull'intelligenza e sull'intraprendenza anche di imprenditori non si discute. Non si discute. E quindi la sua intelligenza e la sua capacità di vedere lontano lo porta inevitabilmente, Zamparini a giugno farà 73 anni, lunga vita e lunghi campionati anche in Europa a lui e al Palermo, ma è evidente che un progetto di cambiamento graduale deve cominciare a esserci. E allora, così ci fermiamo ancora per la pubblicità, però introduciamo un argomento stadio, perché non solo avremo modo insieme a Salvatore di approfondire un tema particolare, ma vi faremo ascoltare anche l'intervista ad un protagonista in negativo, ovviamente per quello che gli è successo insieme a un suo amico e alla moglie. Era il 15 maggio del 2011, la partita era Catania-Roma, ebbene c'è stata la sentenza del Tribunale di Catania, la condanna per Giuseppe Pricoco e Armando Mazzaglia, 15 maggio del 2011, Stadio Massimino, aggressione a questi 3 palermitani, tifosi della Roma, che quindi erano andati a vedere la partita a Catania con una maglietta giallorossa, c'era lo stemma della Roma, però di fatto aggressione fisica, insomma, con dei brutti momenti. Nel novembre 2011 c'è stato l'arresto e rinvio a giudizio, i tifosi sono stati difesi, i tifosi palermitani sono stati difesi dall'avvocato Paolo Spanti di Catania. Lunedì scorso la sentenza: Armando Mazzaglia ha preso 5 anni e 3 mesi più una multa di 2.000 euro, Giuseppe Pricoco 5 anni più una multa di 1.500 euro. Mazzaglia tra l'altro ha preso una pena maggiore poiché ha violato il DASPO che già gli era stato inflitto in una precedente partita a Bergamo. I reati ascritti sono violenza privata, rapina e tentata rapina, oltre a quello di lesioni nei confronti di Cocchiara, al quale è anche stata riconosciuta una provvisionale che dovranno pagare i condannati. E allora noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ascolteremo le parole di Fabio Cocchiara, così, visto tutto quello che è successo nell'ultimo periodo con Genia Carogna e tutto il resto, insomma ne approfittiamo pure per parlare di qualcosina di importante che purtroppo con il calcio in questo caso non c'entra nulla, però ne fa parte tristemente. Pubblicità e poi l'intervista a Fabio Cocchiara. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Noi abbiamo scelto immediatamente la linea della denuncia perché appunto nel rispetto della dignità di ognuno di noi, ognuno deve avere il diritto di camminare per strada anche con una maglietta di una squadra diversa da quella della squadra di casa o della squadra avversaria, non nemica. Ho dimenticato il dolore fisico, ho dimenticato questa disavventura, ma il sentimento che mi pervade è amarezza, Luca, perché ripeto non è concepibile come 3 persone fra virgolette normali, perché dobbiamo fare il distinguo fra gli ultras, quelli della curva eccetera eccetera, non esiste. Io posso capire gli sfottò anche pesanti, posso capire tutta una serie di cose che avvengono ormai da troppi anni in Italia, ma mettere le mani addosso a 3 persone che stanno camminando inermi per vicino allo stadio è una sensazione che mi provoca molta amarezza. Tu sai, peraltro sono un uomo di sport, sono stato presidente di una squadra di pallacanestro femminile fino a poco tempo fa, devo dire che con gli amici catanesi, con le squadre catanesi andavamo a mangiare dopo ogni partita. Purtroppo questa cosa che c'è attraverso il calcio, che fa venire fuori tutto il peggio di noi stessi, è veramente una cosa a cui bisogna porre rimedio velocemente.
Soprattutto avete avuto coraggio, e forse è l'aspetto più importante di tutta questa vicenda, perché molte volte, nonostante si subiscano episodi di questa natura, si sta in silenzio. Ma noi non avevamo altra scelta, peraltro esiste la legge, esiste la legalità, e quindi chi infrange la legge e va fuori dai binari della legalità deve essere denunciato, così come nel calcio, così come nella vita di tutti i giorni, anche perché il resto, tutti altri comportamenti diversi dall'agire nel rispetto della legalità, porta solo guai. Salvatore, come si risolve questo problema della violenza, non negli stadi, perché paradossalmente è una violenza negli stadi, ma fuori, perché insomma quello che abbiamo visto anche recentemente con la finale di Coppa Italia è scandaloso. Noi diciamo sempre che l'Inghilterra l'ha risolto in breve tempo, quindi il problema è la certezza. Bisogna avere una certezza di cultura e una certezza di leggi. Noi vaghiamo da questo punto di vista nell'incertezza più assoluta, ed ecco che vengono fuori delle cose che non hanno né testa né coda, insomma, possiamo parlare di violenza, possiamo parlare di tantissime cose, di come aggiustarlo, di come non aggiustarlo, ma quello che ci manca è la volontà di fare di prendere certe decisioni, perché le leggi magari ci sono e non si applicano, e allora diventa tutto estremamente difficile. Purtroppo viviamo in una nazione che culturalmente è combinata così. Gancio per parlare, tu hai dei biglietti. No, ma un gancetto. Un gancetto, perché il discorso è sono venuti a trovarci due amici, tu li conosci pure, che improvvisamente hanno detto andiamo allo stadio perché volevano portare i bambini. Ecco, questa è una cosa, più che altro un chiarimento. E qui ci sono alcuni dei biglietti, di uno dei due che è andato lì, ha portato un bambino di 9 anni e un altro bambino di 5 anni. Quello di 5 anni non gli hanno nemmeno staccato il biglietto, perché tanto insomma, lo davano per assodato che potesse entrare, ma non è così. E invece dell'altro è stato il nonno che ha detto scusi, mi stacca per quello più grande, per cui già una prima incertezza è per chi fa il servizio allo stadio, vede i bambini e li lascia passare, diciamo. Però in effetti io poi ho telefonato a chi ha venduto i biglietti, e chi vende i biglietti dice no, i bambini pagano tutti. E infatti per ogni bambino c'è data di nascita, documento, eccetera. Allora ho detto scusa, ma ci sono bambini che non pagano? Dice sì, quelli che possono stare in braccio. Ma tu ti immagini, vai a stabilire, è un'età o è un'altezza? Un peso forse. O è un peso, capito? Lì è difficile, ci vorrebbe maggiore chiarezza. Tu dici fino a 80 centimetri non pagano, sai che se uno ha 20 anni ed è 80 centimetri passa senza pagare, ma non è possibile. Cioè, scusa, prima c'era la transenda, quindi se Biancaneve va allo stadio, ci sono i 7 nani, pagano o no? Non c'è questo discorso qui, cioè se uno i 7 nani andranno sotto la transenda, esatto, no? Se uno se lo tiene in braccio praticamente passa. Ho capito. Questo lascia Quindi dobbiamo trovare altri 7 che si portano in braccio i nani. Esatto. Questo lascia tanti equivoci. Perché lascia tanti equivoci? Perché tu te ne vai poi in una giornata normale, tranquilla, come quella col Carpi, te ne vai in curva e gli altri ti prendono in giro, perché ti dicono ma come tu paghi? Qua noi veniamo da un sacco di partite qui e non paga nessuno. E questo è uno degli aspetti che è curioso, per il quale il Palermo, francamente, non è che c'è un centro. Allora, però la norma ti dice. Ti ho interrotto, scusami, finisci perché adesso. No, la norma dice che devono pagare. Esatto, chiunque va allo stadio deve essere titolare di un. No, però quello lì che ti fa i biglietti dice se lei se lo porta in braccio non paga. No, allora sì, ok. Ho capito. Non te lo può neanche dire. Il concetto che in teoria rientra in una tolleranza degli steward. Poi gli steward sono gestiti dalla Best Union, ma chi paga le conseguenze è sempre il Palermo. Mi spiego meglio. Perché se il bambino di 5 anni tira un accendino e prende in testa qualcuno, il problema è del Palermo. Per me non ci può essere una tolleranza o meno. Per me c'è una legge che va rispettata. Esatto. Quindi tu non puoi portare in braccio un bambino. Bisogna dire, i bambini in braccio non si possono portare. Perfetto. Pagano tutti. Se un bambino... Ma la norma c'è, infatti. Ma dico, se un bambino di 2 mesi vuole andare allo stadio, paga
come paga un adulto. Il padre. E il discorso è non ci può essere una tolleranza, come non ci può essere una tolleranza, scusa, nel far entrare le persone senza biglietto. Certo. Perché se tu utilizzi questo biglietto per far entrare altre persone e poi te lo ritornano indietro, dico, chi me l'ha detto? È una persona al di sopra di ogni sospetto, va allo stadio una volta ogni 1000 anni. Sì, no, assolutamente, ma sai di questi casi quanti come ce ne non ha sono? senso che tu sequestri a un bambino una borraccetta, no? E magari quello ti piace perché è la borraccetta di Winnie Pooh, Pooh, come si chiama, no? E poi accanto il nonno che c'ha invece quella dei Pooh, che è affezionato e ci andava ai concerti, entra un altro bambino col biberoncino piccolo eccetera e può entrare. Allora io dico che bisogna avere, te lo dicevo poco fa, certezza di legge. Certo. Non si può entrare, non si entra, non si può portare niente, non si porta. Ma infatti il problema non è proprio ci può essere questo. una campionatura. La gente deve sapere che se porta un bambino allo stadio, acqua non ne può portare, va a comprarlo lì dentro, tutto così. Tranquillo. Se ci fossero anche, diciamo, ho capito, ci sono, però, sono organizzati apposta per fare. E allora, siamo in chiusura davvero, grazie a Salvatore Geraci, che ritroveremo ovviamente con il processo sabato, perché c'è domenica, perché si gioca di domenica questa penultima giornata in Serie B, quindi domenica sera c'è il processo in diretta a partire dalle 20. Grazie a Massimo Norrito, goditi quest'ultima tua trasferta di Serie B a Terni, ci racconterai. Ciao Paolo, ciao Ignazio, saluto Francesco Caruana, siamo davvero alla fine, mi pare che insomma manchino, fatemi un cenno, 4-5 minuti, una cosa del genere. Salutiamo Francesco. Flavia, preparati un messaggio. Francesco, se c'è da far vedere una cosa rapida, perché poi ce ne dobbiamo andare in sigla, fammi vedere qualcosa. Sì, una cosa rapida, il gol nella partita tra Reims e Rennes in Francia, siamo sullo 0-2, c'è un rinvio del portiere, il Rennes appunto sta già vincendo 2-0 e il giocatore senegalese, l'attaccante senegalese Ntep, decide di fare un gol di quelli che tutti quanti sogniamo di fare fin da piccoli all'oratorio, quando giochiamo tra di noi, si abbassa la linea di porta e segna di testa, un po' molto curioso. Ignazio, la prende benissimo il difensore. Dai, l'abbiamo fatto, è capitato. Non si fa. Va bene, allora abbiamo già aperto la puntata dicendo che insomma Cristian Lagrotteria ha vinto con il suo Bassano Virtus contro il Messina, la Supercoppa di Lega Pro, seconda divisione, 2 gol di Berrettoni all'andata, 2 gol di Berrettoni al ritorno. Adesso vi faremo vedere un Palermo-Ternana del 2001, 3-0, dove insomma, partita nella quale segnò Lagrotteria, nella Ternana giocava un certo Fabrizio Miccoli. Flavia, l'ultimo messaggio, così ci salutiamo anche con te. Sì, allora Natalia Di Maggio scrive su WhatsApp: il nostro presidente lo conosciamo, gli piacciono i riflettori. A me questa squadra non dispiace, c'è un'ottima intelaiatura, con 5-6 innesti potremmo essere protagonisti e a me basterebbe leggere il nome del Palermo nella parte sinistra della classifica. Grazie Flavia. 29 ottobre del 2001 era la 10ª giornata in Serie B, il Palermo di Bortolo Muti, c'era un altro cappellino sulla panchina avversaria, quello di Agostinelli, segnò Lagrotteria, segnò Stefano Guidoni, anche Davide Bombardini. Noi ci vediamo lunedì prossimo, ciao!